Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Esplosione nella notte in via Calopresi a Cosenza, distrutto il Bilotti Caffè, 2 atti intimidatori nella stessa ora ai danni dello stesso imprenditore, indagano le forze dell'ordine. Ha accoltellato il cugino per gelosia, con questa accusa è finita in manette a Sorianello Gaetano Müller, 19 anni, secondo gli inquirenti il giovane avrebbe ucciso Bruno Lazzaro il 4 marzo scorso. Lo studio di un'università australiana evidenzia le criticità dei parchi calabresi, Sila, Pollino e Aspromonte. I presidenti si difendono, contestiamo i dati. I dati emersi dall'esame epidemiologico destano preoccupazione tra i cittadini della Piana, aumentano pericolosamente i casi di tumore e l'inquinamento tra le cause delle neoplasie. Associazioni di volontari puliscono i fondali e la spiaggia di Bovalino, ci prepariamo all'estate, dicono, sostituendoci alle istituzioni. Mughini racconta il 68 a Parigi, altra Europa, altre tensioni, altra storia. Presentato a Cosenza, il libro era di maggio. Terza gara, playoff per il Cosenza, domani sera al Marulla, la prima delle 2 gare previste. Alle 20:30 scenderà in campo contro il Trapani. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque la cronaca in apertura, indagini in corso da parte di Polizia e Carabinieri sull'esplosione di questa notte a Cosenza, distrutto il Bilotti Caffè in via Caloprese, nella stessa ora incendiata anche una tavola calda di via Padre Giglio, entrambi i locali di proprietà dello stesso imprenditore. Molta paura tra i residenti, poteva essere una strage. Via Calopresi è chiuso al traffico stamattina, sull'asfalto i calcinacci delle pareti sgretolate dall'esplosione che stanotte ha distrutto il Bilotti Caffè. Il nastro bianco e rosso delimita il marciapiede dove è avvenuta l'esplosione. Il boato dopo l'una, poi il rogo, il fumo, il panico dei residenti, i vigili del fuoco, 15 uomini e 4 mezzi sul posto per spegnere le fiamme e verificare i danni. Non ci sono lesioni, la struttura del locale non è stata intaccata. Un miracolo, così lo definiscono gli abitanti ancora scossi, il fatto che non ci siano feriti, la notte insonne per gli inquilini del palazzo evacuati per precauzione e poi fatti rientrare. Si tratta di un atto doloso, lo si è compreso quasi subito, le gazzelle dei carabinieri, il sopralluogo degli artificieri, l'avvio delle indagini. Probabilmente all'interno del bar è stato collocato un ordigno esplosivo. Per tutta la notte il titolare dell'esercizio commerciale è stato sentito dai militari dell'Arma, decine le perquisizioni effettuate. Gli inquirenti hanno anche acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza. Per il titolare dell'esercizio commerciale 2 avvertimenti in una notte. Nella stessa ora in cui la detonazione ha investito il bar è stata data alle fiamme una tavola calda in via Padre Giglio, anche quest'ultima di sua proprietà. Le attività commerciali risultano assicurate. Che cosa ha innescato azioni così violente? Le forze dell'ordine al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Resta lo sgomento di una città che nel venerdì della Movida si è ritrovata a fare i conti con il terrore. Chi abita in via Caloprese, la strada adiacente alla centralissima piazza Bilotti, oggi è sotto shock. Qualcuno parla di metodo libanese. In strada è finito anche il frigo con i gelati, pezzi di normalità spazzati via, travolti dall'esplosione. Mai vista una cosa così in città, è il commento di molti, in una Cosenza che oggi fa fatica a riconoscersi. E c'è una dichiarazione del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto che dice quanto accaduto la notte scorsa con 2 violenti attentati a danno di un esercizio commerciale in pieno centro a Cosenza e di un altro negozio in via Padre Giglio dello stesso proprietario è inquietante, perché rimanda ad una dinamica criminale capace di colpire non soltanto i principali obiettivi di questi atti, ma talmente cruenta da mettere in serio pericolo l'incolumità dei cittadini. Saremo vigili e presenti perché si faccia luce su un'azione di tipo bellico, aggiunge il sindaco, che è un attacco inaccettabile al cuore sano di una città che rifiuta di vivere nella paura.
Ha accoltellato il cugino per gelosia. Con questa accusa è finito in manette a Sorianello Gaetano Müller, di 19 anni. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe ucciso Bruno Lazzaro il 4 marzo scorso. Poco più di 2 mesi i carabinieri risolvono il caso ed arrestano l'autore di un omicidio maturato in ambito familiare dalla movente passionale. Alla base della tragedia una ragazza contesa tra 2 cugini. La ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia non lascia spazio ad altre interpretazioni. Ad uccidere Bruno Lazzaro, 27 anni, lo scorso 4 marzo in una località tra Sorianello e Savini è stato il cugino Gaetano Müller, di 19 anni. È lui che ha teso l'agguato mortale al cugino, una sola coltellata arrivata a conclusione di un, diciamo così, chiarimento che ha lasciato esanime in località Comunella la vittima. Gaetano Müller pochi giorni fa era uscito dal carcere passando al regime degli arresti domiciliari perché coinvolto nell'operazione Black Widows, ma appena il tempo di arrivare a casa ed eccolo finire nuovamente dietro le sbarre. La vicenda risale allo scorso 4 marzo, quando intorno alle 18 arriva una chiamata dello stesso Müller ai carabinieri di Soriano, con la quale riferisce che il cugino si sarebbe ferito con un pezzo di ferro. Il giovane nel frattempo muore. A quel punto gli investigatori avviano le indagini ascoltando anche i familiari della vittima, mentre il cerchio si stringe intorno al giovane Müller, allorquando si scopre che Bruno Lazzaro si era fidanzato con la ragazza con cui il cugino aveva interrotto appena 2 mesi prima una relazione sentimentale. Scoperta la relazione, il giovane avrebbe chiesto al cugino di andarsi a chiarire ai Savini, dove dovrebbe essere maturato il grave fatto di sangue. Come spiegato nel corso della conferenza stampa, presenti magistrati ed investigatori, le responsabilità in capo al giovane sono risultate chiare anche perché confermate dalle conversazioni estrapolate dal cellulare della vittima ritrovato sul luogo dove era stato soccorso. Di fatto, grazie a queste conversazioni si è potuto appurare che pochi minuti prima dell'agguato Lazzaro era stato messo in guardia proprio dalla ragazza ex fidanzata di Müller, che temeva per la sua incolumità, visto che era venuta a conoscenza della relazione tra i due, ma l'avvertimento è arrivato troppo tardi. Un'azione tempestiva che ha risolto subito questa vicenda. Sì, un'azione tempestiva, era giusto dare una risposta a questo fatto di sangue così cruento, sicuramente un fatto di sangue particolare, sicuramente era giusto e doveroso dare una risposta. Per questo le indagini sono state condotte in maniera sicuramente veloce e rapida. Al di là del contesto dobbiamo parlare di un delitto passionale in questo caso. Sì, allo stato il movente sostanzialmente è passionale, quindi è accertato il movente passionale indipendentemente, come giustamente ha detto lei, dal contesto. Lo studio di una università australiana evidenzia le criticità dei parchi calabresi, Sila, Pollino e Aspromonte, ma i presidenti si difendono e dicono: contestiamo i dati. Uno studio redatto da un'università australiana bolla come degradate dalle attività umane le aree protette dei parchi calabresi, Sila, Pollino e Aspromonte. La ricerca prende in considerazione nelle aree protette la presenza di agricoltura, deforestazione, strade, centri abitati e linee elettriche. Immediata la reazione dei presidenti dei parchi, finiti nel mirino dell'indagine. Le sfide a venire, tra l'altro noi abbiamo tantissime ricerche effettuate da università che dimostrano che il nostro ecosistema è intatto. In Sila sono stati trovati 2 coleotteri, Cucuius, che si ritenevano estinti, e altre specie ombrello come la lontra e il tritone crestato. Poi abbiamo altre specie protette come il lupo. Tutti questi sono indicatori chiave del fatto che il parco in termini di conservazione non ha nulla da invidiare a molti altri parchi, anzi devo dire che è un parco veramente molto ben conservato, e questo ce lo dicono tutti, anche i visitatori, oltre che gli studi effettuati dall'università. Anziché, come spesso dovrebbe accadere, saltare anche un lavoro importante e positivo che in questi anni i parchi calabresi e anche il mio parco hanno svolto, c'è sempre qualcuno che deve evidenziare le negatività dei nostri territori. Questo a me non sta bene. Non voglio negare che possano esserci anche delle situazioni di criticità. In un'area come la nostra, 200.000 ettari, immagino che possano esserci anche delle situazioni di qualche degrado, ma insomma da questo a costruire o a dipingere i parchi calabresi, che sono su una grande rotta di rilancio e di riorganizzazione, oltre che di successo, che i dati sul turismo ce lo dimostrano, ecco, questo non è accettabile da parte nostra. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca.
Operazione Crisalide, in 10 andranno a processo, tra loro anche l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Gli elementi emersi dall'indagine condotta dalla DDA di Catanzaro avevano portato nello scorso mese di novembre allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio Comunale di Lamezia. Il dibattimento inizierà il 12 giugno, il 18 luglio invece proseguirà il processo con rito abbreviato per gli altri 54 indagati dell'inchiesta. Sono 8 gli indagati coinvolti nell'operazione antimafia a Pietranera, per i quali la DDA di Catanzaro ha chiuso le indagini. Sono tutti del comprensorio di Soverato e sono ritenuti colpevoli a vario titolo di più episodi di estorsione aggravata dalla metodologia mafiosa e di violenza privata nei confronti di 2 imprenditori agricoli le cui attività si trovano nel territorio del comune di Badolato, località Pietranera. Non si è fermato all'alta della polizia, dopo un lungo inseguimento ha abbandonato l'auto ed è scappato a piedi. È accaduto sulla statale 106 in località Sant'Anna Crotone. L'uomo, un 34enne di Catanzaro, è stato raggiunto e arrestato. In auto nascondeva una pistola e 100 proiettili. Trucca il cronotachigrafo, multa e ritiro della patente per un camionista in transito sulla A2. La polizia stradale all'altezza di Palmi ha fermato un autotreno scoprendo sotto il cruscotto un dispositivo elettronico capace di inibire il corretto funzionamento del cronotachigrafo. Nell'auto nascondeva 5 panetti di marijuana per un peso di circa 600 grammi. Pregiudicato 32enne arrestato dai carabinieri di Tropea. L'uomo stava percorrendo la statale 17 ad alta velocità. Dopo un inseguimento è stato bloccato e arrestato. Allarme tumori nella piana, i dati emersi dall'esame epidemiologico destano davvero tanta preoccupazione. Il sospetto è sempre aleggiato, ma ora ci sono anche i riscontri scientifici e i dati circoscritti. L'inquinamento ambientale in stretto legame con i tumori, soprattutto quelli ai polmoni, che nel territorio della provincia di Reggio Calabria e in particolare della piana di Gioia Tauro sono alle stelle. Ma andiamo ai fatti. In uno studio sulla contaminazione del territorio e sull'incidenza delle neoplasie presentato a Venezia nei giorni scorsi, l'allarme c'è ed è preoccupante. I tassi standardizzati, si legge nel rapporto, relativi alla mortalità per tumori polmonari confrontati con le altre province della Regione Calabria e con altri distretti della provincia di Reggio Calabria registrano eccessi di rischio statisticamente significativi nel distretto tirrenico che corrisponde alla piana di Gioia Tauro. Nel report viene evidenziato che nel territorio della piana di Gioia Tauro, che si sviluppa su 30 comuni, sia i dati di mortalità che quelli di incidenza nel confronto con il resto del territorio provinciale confermano questo eccesso di rischio dei tumori polmonari. I tecnici che hanno elaborato il dossier di 27 pagine analizzano che figurano 4 siti inseriti nel piano stralcio regionale di bonifica, che forse sono causa anche di queste patologie: il torrente vacale tra Polistena e Melicucco, il torrente Sciarapotomo a Melicucco, la discarica al Passo dell'Arena a Cosoleto e la discarica di Calcare in località Cropo a Palmi. La conclusione di questo rapporto è che gli eccessi osservati appaiono degni di approfondimento anche in presenza di non univoche evidenze dei rilievi ambientali. A Bovalino, volontari in azione per ripulire i fondali e le spiagge. Io sono qui per avviare con grande piacere questa manifestazione che serve sostanzialmente a fare una cosa, a far capire quanto è importante evitare di buttare rifiuti a mare in malo modo, non gestirli in maniera corretta. Noi facciamo tanti rifiuti, siamo tanti nel mondo, per cui secondo me queste attività in cui i ragazzi danno l'esempio loro stessi, raccogliendo quello che è arrivato dal mare, è stato depositato sulla spiaggia, è un messaggio molto importante. Emanuele Bigi, testimonial della manifestazione, la gente che accoglie l'invito del movimento politico Agave di Bovalino a dare contenuti ad una giornata totalmente dedicata all'ecologia. Oggi sul lungomare di Bovalino dalle 9 alle 13 3 momenti importanti: bonifica dei fondali, pulizia di un tratto di spiaggia, classificazione e studio dei rifiuti raccolti. 3 attività svolte sotto il coordinamento dell'associazione ISO-ETES, realtà che da sempre si impegna nella tutela dell'ambiente. Significativa, come dicevamo, la presenza di cittadini, che è sempre un ottimo segnale. È una giornata di sensibilizzazione importante perché
perché siamo sempre stati attivi in quello che è la protezione del nostro mare e della nostra spiaggia. Oggi ragazzi abbiamo voluto sensibilizzare, prima con dei seminari informativi, i ragazzi delle scuole medie e delle scuole elementari. Si chiama Era di maggio, cronaca di uno psicodramma, l'ultima fatica di Giampiero Mughini, che a Cosenza ha raccontato le 3 settimane rivoluzionarie vissute nella più bella città del mondo, Parigi, dove fino a pochi giorni prima nessuno immaginava quello che sarebbe poi accaduto. Anna Franchino l'ha intervistato per noi. Io ero studente lì a Parigi, perché io ero uno studente laureando in lingua e letteratura francese, e Parigi era una grande città che ci ospitava. A Parigi gli studenti eravamo 130.000, gli studenti universitari più i liceali, e c'era questa città, dal mio punto di vista, una città dove tutto funzionava a meraviglia, insomma, dove tutto funzionava a meraviglia. Io stavo alla Cité Universitaire, che da sola occupava 8.000 studenti, tutto molto bene organizzato, la mensa, la consegna della posta sempre allo stesso minuto al mattino, e poi a un certo punto il finimondo. Il finimondo era nato a Nanterre, che era la seconda università di Parigi a nord-ovest, e poi è come una fiumana, i cortei, le proteste, l'insurrezione studentesca, noi eravamo i giovani che venivamo da tutto il mondo e così via. E non so, lo Jolimé, oltretutto a Parigi quel maggio non ho mai piovuto, questo rendeva le cose più facili. A Parigi di maggio piove, come in questo momento in Italia, rendeva le cose più... E poi è finita, ma ha lasciato un segno per sempre, un segno nella storia europea e certamente nel destino di noi che abbiamo avuto 20 anni negli anni 60. Era un altro mondo, un'altra Europa, un'altra società occidentale, niente. Sa, nel 1968 io credo che nessuno di noi avesse mai sentito pronunciare la parola islamismo radicale. No, non c'è paragone possibile. Tornando alla politica invece italiana, c'è differenza secondo lei fra destra e sinistra oggi? Non mi pare tanto, non saprei dire se il Movimento 5 Stelle né mi interessa molto, sta a destra, a sinistra o da nessuna parte, e forse lo stesso vale per la Lega. No, io penso che i termini destra e sinistra non ci aiutano a capire i guai e le sciagure del nostro paese. Ai Box Art di Cosenza la creatività congolese inaugura la nuova stagione. A Cosenza riaprono i battenti le residenze artistiche dei Box Art sul lungofiume Norman Douglas. La prima sessione della nuova stagione, che fino al 31 maggio sarà dedicata alla creatività congolese, vuole sottolineare con forza il principio che l'arte è anche inclusione. Cosenza adesso ha tracciato questo percorso in questa dimensione creativa. Ovviamente adesso si apre anche ad un circuito internazionale. Questa sorta di contaminazione culturale che esiste in un circuito artistico creativo contamina anche il territorio e nello stesso tempo Cosenza diventa propulsore di energie positive, di contaminazioni culturali di altissimo livello. Gli incontri congolesi sul tema Vivere sulla soglia sono iniziati negli spazi del polifunzionale dei Box Art, con l'inaugurazione della mostra di Christian Tundula, The Day After. Una rassegna fotografica che racconta il tema del viaggio di chi lascia la propria terra in cerca di speranza. C'est un travail photographique un peu mix media. Dal punto di vista tecnico ho utilizzato una macchina fotografica analogica con film bianco e nero, pellicola in bianco e nero. Dopo lo sviluppo delle fotografie scompongo le fotografie e le ricompongo secondo un collage a seconda delle fotografie su cui lavoro, e le concludo con l'inchiostro di china.
In occasione dei festeggiamenti per l'anno europeo del patrimonio culturale, i bimbi portano a teatro l'Aida di Verdi grazie al progetto di Europa Incanto che mira ad appassionare le nuove generazioni all'opera lirica con un coinvolgimento diretto di scuole, famiglie e teatri. Anna Franchino, sentiamo. La sfida è quella di avvicinare le giovani generazioni al teatro e più in generale all'opera lirica, da sempre rivolta ad un pubblico d'élite. Con questo scopo nasce Scuola Incanto, che quest'anno ha portato in scena l'Aida di Giuseppe Verdi, un vero e proprio format ideato da Europa Incanto per la prima volta a Cosenza e che ha coinvolto alcune scuole, fra cui l'Istituto Comprensivo Fausto Gullo. In realtà la difficoltà è più nel far conoscere la lirica, perché in realtà quello che loro non hanno è la conoscenza. Nel momento in cui loro riescono ad avere in mano tutti gli strumenti per poterla conoscere, approfondirla e avvicinarsi alla lirica, ci rendiamo conto che poi in realtà loro la vivono in una maniera tranquilla, serena e anche molto energica come situazione, tant'è che li vediamo coinvolti proprio durante lo spettacolo e devo dire coinvolti con tutta la persona, quindi si capisce che loro partecipano attivamente sia alla parte musicale che anche all'elemento scenico. Bambini e ragazzi si sono alternati sul palco del Teatro Rendano insieme agli attori protagonisti con abiti di scena realizzati per l'occasione, rivivendo così i fasti dell'antico Egitto. Ci siamo posti una scommessa, cioè riuscire a portare questo messaggio della lirica un po' in tutta Italia, cioè avvicinare i giovani alla lirica, e quindi è chiaro che noi più il messaggio riesce a camminare in questo splendido teatro che è il Teatro Rendano, che tra cui tra parentesi volevo anche ringraziare il direttore artistico Parisi che ci ha invitato e che comunque ci ha reso partecipi e ci ha dato la possibilità di poter presentare questo progetto, perché comunque è un progetto che nel suo insieme si presenta un po', potrebbe risultare un po' difficile, cioè nel senso che comunque le scuole invece poi nel momento in cui lo conoscono si rendono conto che insomma è vivibile. L'orchestra dal vivo, il coro dei bambini, i cantanti lirici oltre ai ballerini e agli acrobati hanno creato suggestioni appassionando tutta la platea. Lo spettacolo è solo il coronamento di un lavoro scrupoloso fatto a scuola con gli insegnanti e con il coinvolgimento delle famiglie per consentire un apprendimento facile e divertente dell'opera lirica come mai era successo fino ad ora. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio, terza gara play-off per il Cosenza domani sera al Marulla, la prima delle due gare previste alle 20:30 scenderà in campo contro il Trapani. Sono rimaste in 13, meno della metà delle pretendenti al salto in Serie B che hanno iniziato il percorso play-off. Ci sono le terze classificate e la vincitrice della Coppa Italia che entrano in scena domani e le reduci dei due turni preliminari che hanno sforbiciato il nutrito gruppo. C'è il Cosenza di Piero Braglia che ha fatto fuori Sicula, Leonzio e Casertana e adesso appunto una vecchia conoscenza, il Trapani di Calori. Al Marulla prima e al Provinciale poi sarà una sfida tra squadre che non hanno più nessun mistero l'una per l'altra e che si giocano l'intera stagione in 180 minuti. Ha l'obbligo di segnare un gol in più dei siciliani il Cosenza, che ritrova in panchina il proprio allenatore. Il ricorso inoltrato dalla società rossoblù ha dimezzato la sanzione inflitta al tecnico toscano. Io penso che sia una partita molto diversa, sì, perché anche dalle dichiarazioni che hanno fatto loro, cioè l'allenatore ha detto che hanno rivisto la partita, hanno visto gli errori che hanno fatto, perciò noi ci prepariamo bene, poi vediamo, noi sono partite importanti contro una squadra forte, costruita per vincere, noi dobbiamo dare il meglio, noi dobbiamo giocare liberi mentalmente, fare due grandi partite, è nelle nostre possibilità. Dobbiamo crederci, dobbiamo seguire un qualcosa che a inizio anno, per come andavano le cose, si faceva fatica a vedere. Perez e Calamai, gli elementi in forte dubbio, ma non mancano le soluzioni e sono diverse le combinazioni possibili in ogni reparto. Ci sta tutto. Io
Ci sta che giochiamo con 2 punte e una mezza punta dietro, ci sta che cerchiamo di rendere più offensivo il centrocampo, ci sta tutto, non è inutile che cerchiamo di nasconderci, noi dobbiamo prepararci bene, poi domani tiriamo le somme e mettiamo in campo la formazione che secondo noi sta un pochino meglio fisicamente. Dai 2.600 spettatori del primo turno ai 4.400 del secondo, il pubblico nei playoff cresce in modo esponenziale. Al Marulla domenica sera potrebbero battere 7.000 cuori rossoblù. A Vibo adesso per i festeggiamenti dopo la promozione in Serie C della Vibonese. Una promozione conquistata sul campo con un percorso straordinario di 31 partite utili consecutive che ha raggiunto il suo momento culminante nella finalissima di Reggio Calabria contro il Troina. Una marcia trionfale dei colori rossoblù che ha creato un coinvolgimento eccezionale, facendo innamorare i tifosi che non hanno voluto far mancare il loro sostegno, spostandosi in massa verso Reggio Calabria e che si sono poi quasi raddoppiati nella festa notturna a Luigi Razza, quando oltre 3.000 persone si sono stretti calorosamente intorno ai loro campioni. Basterebbe già questo per comprendere la dimensione di un trionfo sportivo che diventa anche fenomeno sociale, ma c'è dell'altro in questa stagione trionfale della Vibonese. C'è che tutto questo è accaduto proprio quest'anno, quando si celebrano i 90 anni dalla nascita della società rossoblù, e non poteva esserci coincidenza migliore, più bella e coinvolgente. Ed allora in città è una festa che continua giorno dopo giorno, con tanta gente che rimane ancora stretta intorno alla squadra e vive un susseguirsi di emozioni con le istituzioni che hanno colto il momento, dando il giusto tributo alla società guidata da Pippo Caffo. E così è un susseguirsi di eventi, spostandosi dallo stadio al Palazzo Municipale per il doveroso omaggio del sindaco della Giunta e dal municipio a Palazzo Gagliardi, dove è stata allestita una mostra fotografica che racconta i 90 anni di storia rossoblù, un'altra occasione che ha consentito ai vibonesi di stringersi intorno alla loro squadra e rivivere le intense emozioni che solo il calcio sa donare. Un appuntamento prima del meteo: partiranno domani i festeggiamenti solenni a Rende per il 40° anniversario di elevazione del santuario diocesano Maria Santissima di Costantinopoli. Le celebrazioni si chiuderanno martedì 22 maggio con una messa solenne presieduta dal vescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Francesco Nolè, in programma alle 19. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. La perturbazione africana che ha portato piogge sparse sulla nostra regione nella giornata di venerdì sta ormai allontanandosi. Il tempo nel weekend sulla nostra regione quindi si prevede in miglioramento, con temperature in aumento sui valori in linea con le medie del periodo, o anche superiori sui versanti tirrenici. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domenica. Poco nuvoloso per il passaggio di noche e nubi alte stratiformi, con nubi più consistenti a tratti sul Reggino ma con fenomeni poco significativi. Temperature massime in deciso aumento su tutti i versanti tirrenici, con picchi di 27-28 gradi sulla piana di Gioia Tauro e piana Lametina. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Domenica. Poco mosso il Tirreno, lo Ionio Cosentino e quello Crotosonese, mossi restanti i bacini ionici, venti nel nord-est a tratti moderati sul Tirreno Cosentino, deboli di direzione variabile sui restanti bacini tirrenici, dai quadranti settentrionali deboli o al più moderati sullo Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.